rimane l'incognita delle dosi, perché io credo che oggi in Veneto, ma non solo, lo dico anche per la mia Lombardia, la struttura c'è per vaccinare e anche nel mio ospedale al Galeazzi di Milano stiamo andando con le vaccinazioni al trotto, ma siamo organizzati per andare anche al galoppo, ma ovviamente ci mancano le munizioni. Io credo che siamo proprio nella stessa situazione paro paro delle mascherine, no? Ricordiamo insieme il disastro, il dolore, la sofferenza, i pasticci che ci sono stati, anzi che ancora continuano a esserci magari sulla qualità di alcune delle mascherine in commercio, no? Perché c'è un bisogno che in quel caso si era incrementato praticamente da un giorno all'altro rispetto alle esigenze normali. Io credo nell'arco di 3-4 mesi i vaccini ne avremo in abbondanza, potremo anche sceglierli, alla luce anche del disastro comunicativo che c'è e che mi ha fatto vedere anche ieri una nostra diciamo candidata alla vaccinazione che non voleva AstraZeneca ma voleva Moderna perché era anche meglio di Pfizer. Questo è incredibile perché non è così, però no, la comunicazione anche sulla qualità dei vaccini porta a differenze di virologi diciamo così da bar che hanno intrasentito questa grande infodemia a volte pasticciona. Dobbiamo immaginare questa come un'epopea, come una guerra, se vogliamo usare questo come dire, paragone, che ovviamente come tutte le guerre deve vedere una flessibilità e una riorganizzazione, quindi anche un po' di pazienza da parte dei cittadini rispetto a quelle che possono sembrare rispetto alla propria diciamo, esigenza degli infastidimenti o dei ritardi. Quindi una flessibilità massima e una massima diciamo, disponibilità di occasioni.